Questo è mio cugino Cristiano. L'avevate già capito? E in effetti sembriamo separati alla nascita. Oggi lui e la sua Sampierota ci aiuteranno a capire come si voga. Indubbiamente l'imbarcazione veneziana più conosciuta al mondo è la gondola, ma in realtà sono molte le barche tipiche, tutte col fondo piatto, pensate per spostarsi agevolmente sui bassi fondali lagunari, che i veneziani utilizzano da secoli per spostarsi o per trasportare merci. Sandoi, mascarete, sciopponi, caorline, tope, sampierotte, tutte pensate per muoversi a remi con quel sistema di voga che è conosciuto come voga veneta. Premer è la spinta, stair o stagar, il ritorno col remo immerso. Una terminologia che si riflette anche nel modo di avvisare da quale lato si stia arrivando, se da destra o da sinistra, entrando in un canale. Noi, astagando! Ad aiutare il vogatore uno scalmo aperto, di legno così come il remo e il resto dell'imbarcazione, che si chiama forcola. Vi sono diversi tipi di forcola, così come vi sono diversi tipi di imbarcazione. A seconda di come si posiziona il remo sulla forcola, la barca andrà avanti, indietro e così via. Ora ve lo posso dire, non è esattamente mio cugino, ha sposato mia cugina. Ho dovuto picchiarlo per costringerlo a venire qui. Dio, quanto odio ricorrere alla violenza. Aia, aspetta, farò l'uno.